Bentrovati con un'altra nostra puntata di Veneto Globe Sport dalla web tv www.venetoglobe.com. Troverete naturalmente questo programma in modalità on demand, lo potete scaricare e rivedere quando e come vorrete. È stato un weekend sportivo molto intenso e allora ci apprestiamo a viverlo insieme raccontandovi quello che è successo. Cominciamo da Suzuka, cominciamo dalla Formula 1. Si è corso il Gran Premio di Giappone, 17ª gara del campionato mondiale 2018, vittoria di Hamilton, secondo Bottas e terzo Verstappen, Ferrari ancora piuttosto dietro. Si è corso anche nella MotoGP a Buriram ed è stata la prima edizione del Gran Premio della Thailandia, 15ª tappa su 19 Gran Premi totali. Primo Marquez, secondo Dovizioso, terzo Viñales e quarto Valentino Rossi in rimonta. La nazionale femminile di volley adesso, Mazzanti continua con la sua squadra il suo bel mondiale e dopo la vittoria con l'Azerbaigian continua con la Thailandia per continuare per l'appunto, scusate la ripetizione, questo cammino da protagoniste in questo mondiale. Ce lo auguriamo e se lo augurano un po' tutto l'ambiente. Passiamo alla calcio, la Serie A, vincono la Juve 2-0 a Udine, vince la Roma, stesso risultato 2-0 ad Empoli, Lazio-Fiorentina 1-0, vittoria della Lazio appunto, Milan che vince 3-1 con il Chievo Verona, il Napoli che batte il Sassuolo per 2-0 e la Spal che cede all'Inter in serata per 2-1. Andiamo in Serie B dove per quanto riguarda le venete e le friulane, Verona che perde in casa dal Lecce per 2-0, a Perugia vince il Perugia per 1-0 sul Venezia e per quanto riguarda i lagunari è crisi aperta per Vecchi il tecnico. Brescia-Padova poi con uno scontro in famiglia perché da una parte c'era l'allenatore, il papà, e dall'altra c'era il giocatore appunto Bisoli e 4-1 è finita con un poker per il Brescia sul Padova. Andiamo in Serie C adesso dove il girone B registra dei risultati sempre per trevigiane, o meglio sempre per venete e friulane, questi con Imolese Pordenone 1-1 e in testa proprio a questa Serie C troviamo il Pordenone a 11 punti, poi Triestina, Monza e Fermana a 10 perché gli altri risultati che da vicino ci interessano sono quelli del Vicenza che ha battuto il Vis Pesaro per 2-1 e la Triestina che ha battuto il Virtus Verona per 2-0. Pordenone, vi dicevo, al comando. Andiamo in Serie D, girone C, quarta giornata, si è giocato e vediamo i risultati. Adriese batte Montebelluna a Montebelluna 2-1, Arzichiampo batte Clodiense 4-2, a Belluno Este batte Belluno 4-3, Tamai Union Feltre 1-1, a Campodarsego Chions batte Campodarsego 3-1, Cartigliano Delta Rovigo 0-0, San Donà batte Ciarlins Muzzane 2-1, San Giorgen perde in casa dall'Evico per 2-0 ed infine Virtus Bolzano batte Trento 1-0. Adesso il campionato che da vicino seguiamo maggiormente è il campionato di eccellenza, girone B, quinta giornata, vediamo i risultati. Allora cominciamo da Calvinoale dove il Porto Mansuè si conferma veramente grande squadra, vince per 2-1. A Castelfranco Veneto altrettanto fa la Luperense che vince 3-0 confermandosi leader indiscussa di questo girone. A Motta di Livenza passa l'Union Pro per 2-0. A Mestre vince la formazione di casa per 3-1 contro l'Istrana. A Martellago la formazione di Albino Piovesani invece incappa in una sconfitta contro il Lia Piave di Mauro Tossani per 2-0. Tombolo batte Nervesa 2-1. Union QDP lotta ma alla fine cede all'Union San Giorgio Sedico per 3-2. Ha riposato il Vittorio Veneto. L'ultima partita che esaminiamo è Eclisse Treviso, tra l'altro giocata anche in anticipo sabato, terminata 1-0 per l'Eclisse. Sentiamo il tecnico del Treviso Graziano perché sperava in una settimana un pochino tranquilla, ma inizia con un po' ancora di turbolenza. Sentiamo. Mister, storicamente dice malissimo al Treviso questo campo, purtroppo la tradizione è stata rispettata. Sì, intanto buongiorno. Dice male, ha detto male, è stata una partita equilibrata.
abbiamo sbagliato noi il gol, l'abbiamo subito su una palla da fermo, questo è il calcio, è un periodo magari che va un po' storto, però non posso dire nulla ai ragazzi perché comunque hanno corso e si sono impegnati, hanno cercato di fare il massimo, non ho visto mai nessuno tirarsi indietro. Sì, ecco, nel momento migliore del Treviso, perché appunto ha avuto una grossa occasione Garbuio, poi l'ennesima disattenzione difensiva, quello che ti sei preparato sempre in queste settimane di stare attenti, marcatura persa, è anche un po' sfortunato il Treviso perché un mezzo errore lo paga. Sì, la sfortuna, io non è che fortuna e sfortuna ci credo tanto, adesso è un momento che magari facciamo un errore e paghiamo, bisogna essere più bravi in marcatura, un po' più cattivi, però ripeto, è un episodio che ci ha punito secondo me. Comunque la prestazione rispetto a domenica c'è stata, abbiamo creato, abbiamo rischiato di far gol con Garbuio, mi dicono che forse il gol nostro, vabbè, l'arbitro ha fischiato, però era forse regolare, comunque ho visto una bella reazione rispetto a domenica scorsa, la prestazione c'è stata, abbiamo trovato una buonissima squadra organizzata, potevamo far gol noi. È stato bravo il loro portiere in 3-4 occasioni e siamo stati meno bravi noi su quel calcio d'angolo. Mister, è stata una settimana particolarmente un po' un trambusto. A me è piaciuto quando lei ha dichiarato se sono io la colpa io sono pronto ad andarmene. Cosa fa? No, io non, ripeto, con la squadra io ho un ottimo rapporto, ho visto una settimana dove tutti ci tenevano, io intanto non ho mai detto una cosa del genere, non ho mai detto se io... Non so chi l'abbia riportato, ma io non ho detto mai che se sono io il problema me ne vado. Se i giocatori insieme col direttore ritengono che il mio lavoro non va bene per la squadra, non c'è nessunissimo problema, però io ho visto una squadra in campo che comunque ha lottato e in settimana tutti volevano fare meglio perché sapevano cosa avevamo fatto la domenica prima. Infatti la prestazione secondo me c'è stata. Quello che io ho dichiarato è differente, ho dichiarato che se io non vado bene a qualcuno non vado a dirlo ai tifosi o non vado a dirlo ai giornalisti, ma può venire direttamente in faccia da me a quattro occhi a dirmi quello che c'è da dire, io sono serenissimo. Era questo, insomma, era questo. L'alibi, cioè prima parlava Garbuio, parlava di essere andato a parlare con i tifosi, con questi tifosi per gli alibi, ma c'è il bisogno di doversi scusare, cioè, secondo me è anche un po' esagerato. I giocatori hanno fatto questo si vede che si è sentito questo di fare. Io onestamente non devo chiedere scusa a nessuno, nel senso che ogni giorno noi siamo al campo di allenamento, la squadra in questo momento purtroppo, ripeto, è successo un episodio, una palla da fermo e abbiamo preso gol. 3 minuti prima Garbuio era davanti alla porta. Un episodio può cambiare la partita a favore o a sfavore, il calcio è questo. Se noi pensiamo, perché ci chiamiamo Treviso, perché abbiamo una storia fantastica alle spalle di andare in campo e vincere e stravincere, non è così. Ripeto, nel momento che i ragazzi danno tutto in campo non c'è da chiedere scusa a nessuno, poi i tifosi hanno tutto il diritto di contestateci, però da parte mia, ripeto, la squadra non si è mai tirata indietro oggi, durante la settimana ha sempre dato tutto per cercare di vincere oggi. Oggi ci sono stati 2 episodi, uno a sfavore nostro e abbiamo subito il gol. Il loro portiere ha fatto 3-4 parate importanti, io non ho ricordi di parate di Rossetto importanti per salvare il risultato. Quindi il calcio è questo, purtroppo questo è un periodo dove non è fortuna o sfortuna, è un periodo dove magari in certe situazioni, palle da fermo, dobbiamo stare un po' più attenti perché magari è un periodo che prendi il gol. Bocca al lupo, mister. Crepi? Ecco, questa è l'intervista che abbiamo lasciato integra per quanto riguarda il tecnico, il mister del Treviso, perché da qui insomma riparte il Treviso e vedremo quello che succederà. Andiamo in promozione, girone D, quinta giornata, questi risultati che si sono avuti: Favaro batte Fossalta di Piave 1-0, pareggio tra Lovis Spresiano e Fontanelle 1-1, Opitergina Città di Caorle 2-2, Portogruaro batte Conegliano 1-0, Prodeco Montello batte Giulia 3-0, sempre più sorprendente il Prodeco, Avazzola Noventa batte Vazzola 2-0, Villorba Vedelago 1-1, ZTLL Cornuda 1-5, quindi va in vittoria il Cornuda.
Crocetta. Parliamo adesso, lasciamo il calcio e parliamo di basket, un massimo campionato di Serie A1 di basket maschile che con il Venezia di De Raffaele impegnato contro il Torino in casa ha vinto 76-75 dopo un overtime. Nell'anticipo del giorno precedente vittoria di Milano su Brindisi per 103-92. Anche Trieste ha fatto la prima in casa contro la Virtus Bologna, ha però purtroppo perso di 1 ma disputando una buona gara. E adesso veniamo alle squadre che ci interessano più da vicino. Cominciamo dalla TVB Treviso, siamo in Serie A2, dopo la Supercoppa è iniziato il campionato, prima gara in casa ieri al Palaverde contro Ferrara e prima vittoria per 76-69. Sentiamo la nostra Valentina Dalmas con il giocatore Amedeo Tessitori della TVB, tra l'altro ha festeggiato anche il compleanno. Auguri. Innanzitutto buon compleanno, oggi il coach aveva chiesto una partenza in grande stile, festeggiamo anche il tuo compleanno, avete vinto. Sì dai, è andata bene, siamo riusciti a portare a casa la prima che era la cosa più importante, coincidenza era anche il mio compleanno quindi posso festeggiare due cose, bene. Sì, Ferrara vi ha messo anche a volte in difficoltà, bene quando la palla era in movimento, in gioco un po' più statico avete faticato. Beh, di sicuro le partite, ogni partita è una storia a sé, ci sono momenti buoni e momenti negativi durante i 40 minuti, però il fatto di questa squadra è che siamo riusciti a stare uniti nei momenti di difficoltà, quindi bene così, andiamo avanti. Le ripartenze sono importanti, in cosa dovete lavorare? Beh, di sicuro dobbiamo mettere ancora a posto tante cose, soprattutto diminuire questi momenti negativi durante la partita e poi lavorare ancora di più sulla difesa. Bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Bravo Tessitori, uno dei giocatori sicuramente più importanti e quelli che potranno fare la differenza in questa TVB. Grazie a Valentina Dalmas che ha curato per noi l'intervista. Andiamo a parlare anche di A1 di basket femminile perché c'è stato l'opening day al Palaruffini di Torino dove si sono disputate tutte le gare. Geas contro Ragusa, ha vinto Ragusa 78-51, Venezia vince 82-60 contro Broni, Napoli San Martino di Lupari vince Napoli 72-70, Schio contro Battipaglia ha invece vinto per 69-63. Adesso ritorniamo sul nostro servizio, sui nostri servizi, sulle squadre che seguiamo e che seguiremo durante l'annata. Allora, abbiamo fatto sabato scorso in diretta streaming su Veneto Globe naturalmente, il Ponzano Basket, Serie A2 femminile, ha esordito in casa contro Crema e per le ragazze di Sottana purtroppo è arrivata la prima sconfitta di questo campionato, 74-49. Ai microfoni di Matteo Valente c'è il coach Maurizio Sottana, sentiamo. L'approccio con la 2 è questo, dopo la vittoria all'esordio abbiamo assaggiato che cosa vuol dire stare in A2. Abbiamo visto che giocatrici possiamo trovare, ne abbiamo visto una che ha tirato dalla linea rossa, ha fatto 3 punti, dunque con più quando hanno voluto mettere le mani addosso le nostre non capivano cosa succedeva, le prendavamo in tutti i sensi. Primo tempo comunque positivo, nonostante qualche errorino di troppo, eravate rimasti in partita, avete avuto anche l'occasione per provare a scappare, poi nella ripresa cosa è successo? È successo che loro hanno mischiato le carte in difesa, ci hanno messo confusione in difesa, passando da zona a uomo nello stesso momento che giocavamo e automaticamente mettendo le mani addosso e aggressività, le nostre non riuscivano a venire fuori. Una lezione che servirà nel corso della stagione. Certo, questo ha fatto capire che possiamo trovare squadre toste in tutti i sensi, benché i primi 2 quarti avevano paura loro di noi, è successo il contrario. Adesso si prepara la trasferta a Bolzano la prossima settimana, ma in settimana dovrebbe arrivare anche Gloria Vian. Sì, vabbè, ma non è che adesso perché arriva Gloria Vian siamo a posto e abbiamo risolto i problemi, perché Gloria Vian è una che ci dà una mano. Però, e che ha anche un po' di esperienza, però sono le nostre che devono maturare un attimino sulle condizioni che la A2 ha una marcia in più della B. Dunque dobbiamo capire questo, quando loro hanno messo la marcia in più noi le abbiamo guardate.
Questo Maurizio Sottana che ci ha fatto capire come ci sia questa differenza naturale tra B e A2, il passaggio lo si è sentito. Grazie anche al collega Matteo Valente che ha curato l'intervista. Siamo sull'altra squadra che seguiremo durante questa annata, cominceremo in effetti in diretta streaming sabato prossimo, sempre su Veneto Globe, seguendo la Ruker Sanve che ha esordito tra l'altro piacevolmente, sorpresamente a favore. Lecco ha vinto per 65-60 con un inizio campionato, come vi dicevo, da incorniciare. Quindi si gioca sabato prossimo contro Urania Fiat Milano in casa al Palasaccon. Noi ci saremo. In Serie B femminile la NPT Treviso, tanto per rimanere nella categoria, ha perso a Mugge invece 58-51. Diamo un'occhiata anche a tutte le altre categorie nella Serie C Gold. Team Riese batte Bassano 74-68 a Conegliano, vittoria interna della Vigor per 65-54 su Udine. Murano perde in casa dall'Oderzo 80-53, passa Montelvini Montebelluna contro il Garcia Moreno per 78-76. Serie C Silver con le trevigiane, Carré batte Spresiano 77-73, Limena batte Istrana 74-56, Mirano perde in casa dall'Ormelle 72-65 e pure Roncada cede a Resana dopo un tempo supplementare 70. Scusate. Le trevigiane in Serie D 69 Pieve di Soligo Olimpia Sile 56, 68-65 tra Venezia e Mansuè, Litorale Nord batte Nervesa della Battaglia 71-64, Fiamma Venezia batte Valdobbiadene 61-57 e Paese batte Revolution 72-66. E adesso il volley. Nel volley maschile è andata in campo la Supercoppa a Modena-Trento, proprio per aggiudicarsi la Supercoppa hanno disputato la finale che si è conclusa con la vittoria degli uomini di Velasco per 3-2 ed è la prima vittoria sulla panchina di Modena per Velasco. Complimenti. L'Imoco Volley invece arriva con una seconda piazza dopo il torneo classico di inizio stagione, il quadrangolare in Val Chiavenna con Saugella Monza, Gorgonzola, Novara e Busto Arsizio. Prima vittoria 3-0 contro il Saugella Monza, poi finale con Busto Arsizio. Purtroppo le Pantere hanno ceduto per 3-1, hanno giocato comunque anche le cosiddette seconde linee con le nazionali a riposo. Benetton Rugby, sabato c'è stata una grande partita sotto la pioggia che non ha abbandonato gli uomini di Crawley nemmeno per un istante, è stata una gara contro i sudafricani del Southern Kings, intensa, incessante, 28-5 il risultato finale, buona gara e soprattutto importante vittoria collezionata dai leoni biancoverdi che strappano anche il bonus. Andiamo a sentire ai nostri microfoni Alessandro Zanni al termine della gara. Eccolo. Volevate la vittoria e vittoria è arrivata. Sì, sicuramente è stata una partita un po' condizionata dalla pioggia, ci sono stati tanti errori, però siamo stati bravi a vincere le nostre touche, a mettere pressione in mischia, nei breakdown siamo stati abbastanza efficaci e quindi li abbiamo messi sotto pressione e siamo riusciti a ottenere questa vittoria col bonus che era quello che volevamo, ecco. Sì, anche perché venivamo da 3 sconfitte che comunque alcune anche un po' cocenti che ci avevano un po' segnato, quindi l'obiettivo era la vittoria e siamo felici di averla ottenuta. Personalmente mi pare una buona partita. Sì, è stata dura perché il tempo effettivo secondo me non lo so, ma sarà molto basso perché ci sono state tante mischie, tante touche, ovviamente il campo era pesante, c'era la pioggia, quindi non è che si poteva fare un gioco spumeggiante, però ci siamo adattati bene a queste condizioni e penso che la squadra ha reagito bene e adesso continuiamo così, abbiamo 2 partite impegnative in Coppa e vediamo di essere performanti tutte e 2 e di riuscire a vincerle. Immagino che vi siate accorti della differenza, no, tra questo gioco loro e quello che avete affrontato in trasferta. Ma sì, sai, avevamo impostato la partita in una maniera differente, però chiaramente non
non sapevamo che le condizioni, il campo era così pesante. Dovevamo oggi ci eravamo posti di essere fisici, perché loro sono una squadra comunque veloce, fisica, e lo siamo stati, magari in alcuni frangenti un po' meno, dobbiamo ancora migliorare, però penso che il grosso lavoro è stato fatto. Adesso ci riposiamo e da lunedì iniziamo a pensare alla prossima partita, che sarà molto importante, perché affrontiamo una squadra come Grenoble e quindi sappiamo quanto dura sarà. E proprio sulle francesi il presidente Zatta avverte: attenzione alle francesi, si gioca per la Coppa, quindi Monigo ancora sabato prossimo. Nella top 12, giornata proibitiva per il Mogliano al Quaggia, nella quarta giornata di campionato è arrivato il Viadana, si cercavano conferme ed è stata una bella conferma positiva, perché dopo le vittorie contro Valsugana e contro Rovigo è stata un'altra vittoria contro il Viadana per 26-23, complimenti al Mogliano. Al via anche i campionati maggiori femminili e allora due squadre nella Marca Trevigiana importanti, le classiche Red Panthers Benetton e le iniziative Villorba Rugby. Custorino Iniziative Villorba Rugby chiuso 34-3 per le trevigiane, grande prestazione, e poi Red Panthers Benetton proprio sulla Sirena Riviera Brenta 13-12, una partita, un classico di questo campionato. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento del lunedì, abbiamo riassunto tutto quello che è successo in questo weekend appena trascorso. Noi ci risentiamo domani, buona giornata e buona serata a tutti.